Una verità sconvolgente se fosse davvero provata. Ad azionare il telecomando della bomba che lo fece saltare in aria assieme ai 5 agenti di polizia sarebbe stato proprio lui, il giudice Paolo Borsellino. È una delle clamorose sorprese dei dialoghi tra Totorina e il suo compagno di ora d'aria, il boss pugliese Alberto Lorusso. Gli investigatori della DIA stanno finendo di trascrivere le intercettazioni proprio in questi giorni. A novembre il capo di Cosa Nostra è tornato a parlare delle stragi, al suo interlocutore ha raccontato un retroscena del tutto inedito sulla bomba che il 19 luglio del 92 scoppiò in via D'Amelio a Palermo. Rina spiega che il telecomando della carica era stato sistemato nel citofono del palazzo dove abitava la madre del procuratore Borsellino. Il capomafia ha un tono compiaciuto quando descrive la scena a Lorusso. Paolo Borsellino, citofonando alla madre, avrebbe azionato la bomba piazzata dentro la Fiat 126. La bomba che non lasciò scampo al magistrato e ai 5 poliziotti della scorta. Quest'ultima sconvolgente verità è adesso all'esame del pool coordinato dal procuratore Sergio Lari, che in questi anni non ha mai smesso di cercare la verità sui misteri di via D'Amelio. Neanche gli ultimi 2 pentiti di Cosa Nostra, Gaspare Spatuzza e Fabio Tranchina, hanno saputo dire chi avesse in mano il congegno elettronico. Forse perché, proprio come dice Rina, forse per davvero nessun mafioso azionò il telecomando. Intanto dall'aula bunker di Rebibbia parla Paolo Bellini, ex pentito ed esponente di Avanguardia Nazionale, che sta testimoniando al processo sulla trattativa Stato-mafia. Non ho mai pensato di organizzare un attentato alla Torre di Pisa, ha detto. Fu Antonino Gioè che, pensando che non si poteva fare una trattativa reale con chi mi mandava da lui a recuperare le opere d'arte, non ritenendoli seri, buttò lì la storia della Torre di Pisa. Bellini ha risposto alle domande della Giunta Teresi e del PM Tartaglia. Oggi è la volta del controesame dei legali degli imputati. Sotto accusa boss come Riina, Bagarella, Cinà, il pentito Brusca e gli ex ufficiali del Ross Mario Mori, Antonio Subranni, Giuseppe De Donno, Massimo Ciancimino, l'ex senatore Marcello Dell'Utri e l'ex ministro Nicola Mancino. Tranne Mancino accusato di falsa testimonianza e Ciancimino che risponde di concorso in associazione mafiosa, gli imputati è contestato il reato di minaccia al corpo politico dello Stato. Bellini ieri ha rivelato di essersi infiltrato in Cosa Nostra grazie alle sue conoscenze col boss stragista Gioè, su input di un maresciallo dell'arma e con l'ok del generale Mori, all'epoca vice comandante del Ross. La sua missione, almeno in apparenza, doveva essere quella di recuperare, grazie all'aiuto della mafia, opere d'arte rubate. In cambio Gioè gli avrebbe chiesto benefici parcellari per i capi mafia detenuti, ma questa trattativa parallela a quella oggetto del processo, che vede coinvolti sempre i militari del Ross, non sarebbe andata a buon fine e il boss avrebbe confessato a Bellini che i suoi referenti non erano persone serie e che in corso c'era una trattativa ben più importante con i livelli alti del governo.